E noi siamo tornati 60 giorni dopo a vedere un po' com'è la situazione. Chiaramente nella zona rossa non si entra ancora, mentre nella zona arancione qualcuno insomma si sta muovendo. 60 giorni dopo la drammatica ondata di fango, pietrisco e acqua staccata dal colle di San Giorgio, che in pochi istanti spazza via 4 abitazioni, seppellendo sotto le macerie 2 persone, Guerrina Scocai e Quinin Kurnet, un giovane tedesco che aveva scelto assieme alla compagna questa terra come nuova casa, avviando una piccola attività di gastronomia. Di questa tragedia e di quella giornata la nostra emittente ha raccontato minuto dopo minuto quanto stava accadendo, quanto si stava consumando nella speranza di rivedere vivi i 2 dispersi. Tutto inutile, seppur gli sforzi dei soccorsi. 2 mesi dopo siamo tornati a Brazzano per capire lo stato delle cose. Superata la fase della stretta emergenza, vediamo che ci sono dei lavori in corso, ma siamo poco informati su quello che si sta concretamente facendo e soprattutto se sono state prese delle misure per evitare il ripetersi di questi eventi, perché è chiara una cosa, come abbiamo anche potuto constatare dallo studio delle carte della protezione civile, che quel punto dove c'è stata la frana non era stato segnalato adeguatamente rispetto al rischio concreto e effettivo che ha avuto. Anche nella vicina Giassico si attendono risposte dopo l'ondata senza precedenti della piena del fiume Iudrio. La vicina Slovenia ha pulito in 15 giorni tutti i corsi d'acqua, ha sghiaiato, tolto i tronchi, pulito i ponti. Noi dal confine a scendere non abbiamo nessun cantiere aperto, non vediamo nessun movimento, i ponti sono forse anche in situazioni critiche e aspettiamo la pioggia. Cosa facciamo? La comunità è stretta, noi vediamo non solo i problemi nostri ma anche quelli degli altri, quindi qua ci sono colline che stanno continuando a scendere, e i fiumi non sono puliti. Sì, la macchina va avanti ma lentamente, cioè, noi non abbiamo una percezione di lavori in corso, ecco, tutto qua.